Ma quella di oggi è una dichiarazione di guerra che vogliamo fare a tutti quei negozi e a quella norma che in qualche modo permette o fa filtrare l'idea che esista anche una canapa ricreativa, una canapa che non fa male. La droga è tutta merda, fa male sempre e non dipende semplicemente da qualche milligrammo di principio attivo. Canapa sativa veneta è una produzione antichissima che era già in uso nella Serenissima e serviva per fare nelle corderie le famose corde per le navi. È una cosa, non se la fumavano di sicuro. L'altra invece è quello che oggi è l'uso distorto della cannabis con il principio attivo, che è una droga. Allora noi non possiamo non essere coerenti, e se diciamo che ai ragazzi nelle scuole, nelle nostre manifestazioni varie, come regione siamo molto impegnati nella prevenzione, nel dire che le droghe fanno male, noi dobbiamo essere molto duri nei confronti di questi negozi. Altra cosa invece è la canapa, che deve essere e che può essere coltivata per i tessuti, per i prodotti dell'agroindustria. Sono due cose completamente diverse. Una è la droga, e alla droga diciamo no. Dopo 7 anni in cui non è stata fatta nessuna azione governativa di contrasto alla droga, bisogna ricominciare con l'educazione, con la prevenzione, con un'attività capillare nelle scuole, nelle famiglie, nelle parrocchie, dappertutto. Però bisogna anche incominciare chiudendo quei negozi che stanno diffondendo in tutta Italia la cultura della cannabis e lanciano un messaggio equivoco ai giovani. Quindi l'invito di questo convegno sia proprio all'attuale governo di agire con decisione per chiudere realtà che l'Istituto Superiore di Sanità ha bollato come dannose per la salute. Cannabis light fino a un certo punto, perché light come contenuto percentuale di tetraidrocannabinolo, se sta nei limiti di legge, può anche essere considerata light. Però noi sappiamo che già questo contenuto di tetraidrocannabinolo ha azione psicoattiva, non solo, ma i vari prodotti in vendita nei negozi possono essere estratti in maniera molto semplice, internet guida in tutto questo, e possono essere estratti e per ottenere una resina o un concentrato comunque di tetraidrocannabinolo molto molto elevato, con grande facilità in mezz'ora in casa propria.